Torna la movida violenta in città. Sulla maxi rissa scoppiata sabato notte in zone industriali, gli inquirenti della questura stanno esaminando in queste ore tutti i filmati disponibili per ricostruire e identificare i responsabili di quanto accaduto. Due bande di giovani verso le 4:30 si sono affrontati in via del commercio nei pressi della fiera. Calci, pugni e sprangate hanno visto come protagonisti un gruppo di ragazzi per lo più di origini magrebine e una compagnia di giovani statunitensi. La via che di giorno vede svolgersi un'intensa attività lavorativa, di notte invece e soprattutto nei weekend si trasforma. Numerosi i locali che chiudono a tarda ora e che attirano frotte di avventori, molti dei quali annebbiati dai fumi di alcol e droga. Da qualche banale discussione a fronteggiarsi a mani nude il passo è breve. Nonostante l'allarme lanciato subito, in attesa dell'arrivo delle volanti della polizia intervenute in massa, la zuffa era già scoppiata e la situazione poteva peggiorare, come testimoniano queste immagini, girate da un testimone e finite nelle chat dei social più diffusi. Nel fuggi-fuggi generale, all'arrivo degli agenti non ha impedito ai poliziotti di recuperare le testimonianze e cercare di identificarne i responsabili. Un passaggio al pronto soccorso si è reso necessario per verificare chi potesse riportare ferite compatibili con una rissa. Vista la gravità dei fatti e il numero delle persone coinvolte, il questore deciderà nelle prossime ore quali saranno i provvedimenti necessari da adottare.